Durante la conferenza stampa in occasione della visita del ministro Matteo Piantedosi e del capo della polizia Lamberto Giannini alla prefettura di Agrigento si è anche discusso sulla cattura del latitante Matteo Messina Denaro, su sollecitazione del collega Franco Castaldo, che con apposita domanda ha voluto sapere se ci sono novità in merito alla latitanza del più ricercato boss mafioso del momento da circa 30 anni. Matteo Piantedosi ironicamente ha risposto: speriamo che possa essere io il ministro ad arrestare Matteo Messina Denaro, auspicando da ministro giustizia nei confronti delle vittime che venga preso, e sarebbe per la Sicilia una notizia magnifica, e confido sulle forze di polizia e della magistratura. Io da Ministro dell'Interno, guardi, esprimo l'auspicio, potrei dire niente di diverso, ammesso anche che sapessi qualcosa di più e di diverso. Me lo auguro veramente, insomma, ovviamente corrisponderebbe una cosa normale augurarselo, e anche per un fattore di giustizia nei confronti di tante vittime della mafia, perché siamo in Sicilia, in terra di origine della mafia. Per me adesso la mafia non è più solo qui in Sicilia, la mafia è intesa come evoluzione di un fenomeno che adesso probabilmente uccide meno ma fa ben altri danni non meno gravi. E quindi sicuramente esprimo un auspicio, confido nell'opera e nella professione degli inquirenti, dei magistrati, delle forze di polizia che ci stanno lavorando. Più di questo non voglio né posso dire. Le immagini io quando ne possa essere contento, se ciò dovesse accadere, per diversi giorni parleremo di qualcosa di ben diverso, di un tema migratorio, non solo per questo ovviamente. Lo segnalo, la domanda è quando va appropriata, diciamo, dal punto di vista anche dei sentimenti che le posso rappresentare. Noi prima di venire qui stamattina, perciò abbiamo tardato un po' perché abbiamo avuto un evento importante alla scuola allievi ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza del Capo dello Stato, in cui si è presentata la prima puntata, credo, di questo bel prodotto televisivo che è stato realizzato e che credo comincerà la trasmissione stasera sulla vita del generale D'Annunzio. La sua domanda è quando mai appropriata anche come giorno, quindi le esprimo sicuramente un auspicio, mi auguro di essere il ministro dell'Interno che avrà la fortuna di raccogliere il lavoro che altri, forze di polizia, magistratura, da tempo sta portando avanti in questa direzione. Non so se vuoi dire qualche cosa di questo. Sì, chiaramente l'impegno massimo, l'auspicio è quello di arrivare poi al risultato e dare al signor Ministro questa opportunità, però certamente c'è un impegno, ma da parte di tutte le forze di polizia, perché ogni tanto si è sentito dire che la lotta alla mafia non c'è nel dibattito, se ne parla poco. In realtà, come testimoniano anche i risultati per esempio degli arresti, delle misure di prevenzione, delle confische, delle aggressioni patrimoniali che sono state fatte da tutte le forze di polizia, l'attenzione e l'impegno sono massime, perché sappiamo bene come quello della lotta alla criminalità organizzata sia uno dei principali doveri dello Stato e sia una necessità per riuscire sempre, intesa chiaramente sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, a contrastare queste forme che poi, di criminalità che vanno a incidere su quello che poi è lo sviluppo tutto della nazione, di questa regione.